Eccoci qua, cari telespettatori. Adesso affrontiamo un tema che è molto importante. Cercheremo di volta in volta sempre di dedicare uno spazio a queste questioni, perché sono di informazione, sono di servizio, servono anche a farci crescere, ovvero la sicurezza informatica, la cyber security. Che cos'è? Quanto ci riguarda da vicino, quanto riguarda da vicino le nostre vite, quelle delle aziende dove si lavora, dove molte persone pensano, auspicano di avere tranquillità e certezza di know-how, di competenze, di dati che sono anche riservati, invece può succedere di tutto. L'abbiamo visto in diversi ambiti, ha spaventato quando ha riguardato la sanità, l'ambito della governance in vari territori. Ma insomma, per affrontare questo e per darvi due dati che fanno riflettere, in Italia i cyberattacchi sono aumentati del 65% nel 2023. E purtroppo, sempre nel 2023, sono andati a segno 310 attacchi informatici. Per capire cosa vuol dire sono andati a segno, ma sono dati relativi, abbiamo i nostri esperti, quindi ringraziamo della loro presenza il dottor Alberto Mercurio, esperto in attività digital Unicef, grazie di essere con noi, del sistema di Confindustria, Daniele Bonato, il dottor Daniele Bonato, ITC Manager del direttivo IT. E che dopo ci spiegherà bene, ovvero l'associazione manager del territorio, sempre IT. Allora, cominciamo un attimo, sicurezza informatica, cosa vuol dire? Allora, in questo momento i dati sono molto impietosi rispetto al sistema paese, perché il CLUSIT, che è l'associazione italiana per la sicurezza informatica, stima che nel solo 2003 gli attacchi in Italia sono stati più del 65%, come correttamente ha detto lei, e rispetto agli altri paesi che fanno un più 11%, questo fa capire che l'Italia è sicuramente sotto assedio. A questo dato, che è un dato puramente 2023. tecnico, sì, esattamente, il dato è il dato 2023, a questo dato si aggiunge un altro rapporto che viene messo in combinata rispetto a questo numero, che è quello del rapporto DESI. Il rapporto DESI è un rapporto economico e uno degli ultimi rapporti dice che l'Italia per diffusione del digitale è 18esima su 27 paesi della comunità europea, ma purtroppo 25esima su 27 per competenze digitali. Questo per gli esperti viene considerato una sorta di tempesta perfetta, perché poche competenze in Italia corrispondono però invece a un interesse economico molto importante del sistema paese, per cui quello che succede in Italia come attacco, che è paragonabile magari ad altri paesi, fa molti più danni che non in altri paesi della comunità europea. Quindi in questo momento molto spesso le persone, le aziende non stanno al passo di tutto quello che è il meccanismo, i sistemi che i cybercriminali utilizzano per sferrare degli attacchi. Di sicurezza. Certo. Forse non c'è la consapevolezza del danno. Perché uno pensa cyberattacco, mi oscurano i vari siti, mi oscurano tutti i miei dati eccetera, poi devo pagare un riscatto, quindi la paura più che altro del riscatto per entrare più in possesso dei propri dati, della propria funzionalità dei sistemi aziendali, punto. Ma non è così. Non è solo così. Non è solo così. Questo forse è la punta dell'iceberg. È un po' il tema che affrontiamo nel quotidiano, cercando di far capire questa cosa, ad esempio, alle aziende, che è quello che cerco di fare nella mia attività. Il tema non è tanto che non mi va più il PC, la rete di PC, il tema è che io non ho più la possibilità di andare a sviluppare business e quindi la parte delle tecnologie deve essere assolutamente messa a valore del business e considerata non tanto come dei soldi che devo spendere per essere più sicuro, ma come un investimento per permettere al business di continuare. Questi poi sono dei crimini? Assolutamente sì, nel senso che la conversione non è tanto che mi interessa avere il tuo dato, è come io riesco a convertire quel dato in fini economici. E quindi molto spesso le aziende del territorio, dei brand molto noti in alcuni casi o meno noti, hanno comunque un patrimonio di informazioni che possono essere, da chi li sa utilizzare, convertiti in valore economico, cosa di cui gli imprenditori non sono così consapevoli. Esatto, perché non ci rendiamo conto che qualsiasi informazione di cui siamo in possesso, che per lo più viene inserita nel nostro computer, ma anche informazioni di carattere personale, certo, quindi le famose mail che circolano, il know-how aziendale, che vuol dire le conoscenze, le competenze relative al saper fare in un'azienda, ha un valore economico.
È monetizzabile, vero? Certo. Questo è il nucleo. Assolutamente sì, non cito il numero di danni e di danno economico che succede, ma in questo momento insomma, il rapporto che c'è anche con chi fa questi controlli, la polizia postale, il danno causato da cybercrime è superiore a quello dei furti che conosciamo in maniera molto più tradizionali fatti nelle case. Ecco, il cybercrime in questo momento batte i furti tradizionali di varie lunghezze in questo momento. Certo, chi è che in genere può essere interessato? Quali sono le realtà che possono essere interessate? Allora, perché tante dice, ho un'azienda, una piccola azienda, un'azienda di carattere, non so, anche del sistema Confindustria o Confartigianato, per farci un esempio, il nostro territorio. A chi vuoi che interessino questi dati, in fin dei conti? Allora, al netto di alcune aziende molto grandi che hanno anche dei segreti o dei depositi o dei brevetti, per cui hanno anche un valore intellettuale, questa domanda è una domanda che quasi tutti gli imprenditori grandi e piccoli si fanno. La risposta più corretta è che tutti possono interessare, perché in questo momento il cybercrime è interessato ai grandi numeri e non tanto alla dimensione dell'azienda che spesso dal di fuori neanche conoscono, ma dal fatto che possono convertire quell'informazione e quel dato estorto in valore economico. Quindi si vende tutto. Si può vendere tutto. Chiedersi, ma perché proprio io che sono 10 dipendenti faccio 1 milione di fatturato, esatto, piuttosto che l'azienda da 1000 dipendenti con 50 milioni di fatturato? Non è questa la domanda corretta da porsi. La domanda da porsi è: voglio continuare a fare business in un certo modo, e quindi non valuto il se capiterà, valuto il quando capiterà. Perché poi tra l'altro effettivamente, parlando con piccoli imprenditori, anche commercianti, dicono il preventivo che mi hanno fatto per mettere a sistema un sistema di sicurezza mi costa troppo, non ha il valore dei miei dati, è quello che non riusciamo a quantificare, il valore dei dati. L'esercizio di stile che solitamente si propone rispetto a questo tema, che è un tema molto importante, poi Daniele ci darà il suo punto di vista, è cercare di capire, allora, intanto uscire dall'ufficio IT e dall'ufficio che governa le tecnologie. Cos'è l'ufficio IT? L'ufficio IT è l'ufficio che ha il compito di fare in modo che il business sia supportato da alcune tecnologie di informatica e di comunicazione tali per cui si possa fare in maniera più efficiente il business. L'altro lato della medaglia è che questa efficienza data dalle tecnologie e dal digitale sia in qualche modo governato dalla parte di sicurezza. L'esercizio di stile molto semplice che si può proporre è uscire dall'ufficio IT, valutare e condividere delle indicazioni con l'ufficio amministrativo, con l'ufficio del personale, con il titolare, e chiedere ai referenti, agli altri referenti che non sono quelli delle tecnologie, quanto potrebbe ad esempio costare un fermo di un giorno a quell'azienda. Se il fermo costa 100 e io non sono disposto a investire 10 per essere più sicuro, allora vuol dire che io ho un problema da risolvere che non è di cyber security, ma è di organizzazione e di budget rispetto all'azienda. Questo l'avete già provato voi? Assolutamente sì. In genere qual è il nodo del problema? Il nodo del problema è che molto spesso la parte tecnologica non ha la capacità di trovare gli strumenti e le modalità linguistiche e comunicative di farsi capire da altri colleghi o dai vertici o dai titolari. Non è una cosa semplice, è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Il tema di parlare la stessa lingua del collega che è l'amministrativo è sicuramente un tema su cui bisogna crescere. Bisogna infatti fare un percorso, parleremo anche di questa crescita, di questa necessità. Io però chiedo a lei a questo punto che ci apra questo mondo interessante, Club Bit, perché effettivamente apriamo degli orizzonti, già ce ne ha aperti il dottor Mercurio, ma degli orizzonti diversi rispetto a quelli che avevamo a conoscenza fino a poco tempo fa. Sì, allora, grazie per l'invito. Allora, io sono un team manager, quindi uno dei personaggi appunto che lavorano nei sistemi informativi, che li coordino in questo caso, ma sono partito anch'io come un tecnico puro. E lo faccio che sono 24... importanti perché tante persone dicono sì, ma non fa niente, no. Esatto. Sono quelle figure che se non ci sono in un'azienda. Dopo su questo dico due cose anch'io. Esatto. Esatto, sì. Quindi cosa avviene? Ma dico subito una cosa, io sono 24 anni che faccio questo mestiere, ma sono molto preoccupato. E io sono uno di quei pochi che ha vissuto, o meglio, ha detto, quantomeno l'ha pubblicizzato, proprio per aiutare chi, appunto, le aziende, insomma, per capire anche meglio e fare un po' di conoscenza sul tema, che ha vissuto un attacco informatico 2 anni fa. Di recente quindi? 2 anni fa, sì. Quando una notte, sabato domenica, quando
quando c'è stata la guerra in Ucraina, e ne hanno parlato tutti i giornali, un mega attacco che c'è stato, che ha bloccato i sistemi di aziende molto strutturate. Parliamo tipo anche di un fornitore, uno dei fornitori principali di Toyota ha dovuto chiudere, e quindi Toyota si è costretta a bloccare la produzione per una giornata. Toyota, sì. O c'è stato Bridgestone, c'è stata anche Nvidia, che adesso è su tutti gli articoli tecnologici, perché è quella che aiuta nello sviluppo di intelligenza artificiale con i suoi sistemi di gestione appunto delle tecnologie atte a questo addestramento che si fa, a questa intelligenza, ma ne parliamo dopo. E quindi il tema è molto ampio. No? Quindi allora, lei ha subito, in quel periodo là, ha subito un cyberattacco, assolutamente era notte. Sì. Cosa è successo? Beh, cosa è successo? Non posso entrare nei termini, però spieghiamo semplificando. No, è successo che sostanzialmente diciamo, sono stato informato da un monitoraggio che ho nei sistemi, abbiamo tutta una serie di monitoraggi esterni, perché ci sono poche aziende, degli allarmi, degli alert, ecco, ci sono poche aziende che si possono permettere di avere un IT H24, soprattutto la piccola e media impresa. Io lavoro in una piccola e media impresa, non abbiamo budget, no? Sì, li abbiamo, ho la fortuna di avere una direzione che crede in questo da sempre, però ovviamente non possiamo avere il budget come altre aziende colossi. Ecco, però comunque una serie di monitoraggi essenziali li avevo, e quindi sono stato chiamato. In realtà devo dire che non me ne sono accorto, perché la chiamata era alle 3 di mattina, perché di solito gli attacchi che fanno non li fanno alla mattina alle 10 quando è pausa caffè, ci sono tutti, li fanno dal sabato e domenica considerando il fuso orario. E poi bisogna anche fare un salto un attimo, no? Capisco che ognuno per il suo mestiere, però qui non stiamo parlando di studenti, di ragazzi, no, che sicuramente con la passione dell'informatica, sì, certo, però qui stiamo parlando di aziende cybercriminali che non sono il classico uomo col cappuccio che sembrano Jedi, no? Che fanno vedere tutti. Qui stiamo parlando di aziende che hanno un ciclo attivo e un ciclo passivo, stiamo parlando di gente in giacca e cravatta che la mattina timbra il cartellino, cioè stiamo parlando di questo tipo di organizzazione. Esatto, mi ha dato una cosa interessante, perché è vero, nell'immaginario collettivo c'è proprio questo, il classico hacker, cioè il soggetto mistico molto giovane, incappucciato, cosa che nell'angolino del suo scantinato smanetta davanti a questi terminali. Uno non si pensa che ci sia un sistema organizzato a questo scopo, che ci sono già persone, come dice lei, professionisti scelti, invece è così. Assolutamente sì, questi hanno dei clienti, hanno dei fornitori, hanno un repostabile finanziario, hanno le problematiche del service, hanno tutto, hanno il marketing appunto, e quindi loro vendono servizi e hanno clienti. Stiamo parlando di questo tipo di aziende. Però sono aziende che operano nell'illecito. Certo, sì. Questa... Poi vorrei anche dire una cosa, si parla sempre di hacker. Io vorrei dire una cosa che forse non è così scontata, no? Però non è che adesso si parla di hacker, se non ci fossero gli hacker, perché l'hacker è un concetto molto più ampio, probabilmente saremmo in una situazione ancora peggiore, perché ci sono gli hacker che stanno dalla parte dell'etica, sono dei professionisti che aiutano le aziende, perché bisogna dirlo, perché gli hacker che stanno in ascolto, che mi faranno un applauso, cioè sono persone che hanno la passione, magari fanno anche un altro lavoro, ma hanno delle capacità e sicuramente sono quelli che studiano la notte per riuscire a risolvere problemi complessi. No? Tant'è vero che ci sono aziende, nomi grossi nell'informatica, che pagano. C'è un'azienda importante, non faccio il nome, ma se tu gli trovi il bug sul software ti paga, e ti paga parecchio. Ci sono anche ex ragazzini hacker, tra virgolette in senso negativo, che poi si sono convertiti in maturità e sono stati appunto, e vengono chiamati come professionisti per delle consulenze, per cui è proprio una capacità, una professione trasversale, come tutte, può essere nel bene o nel male. Per tornare alla cosa che è molto interessante, che voi avete subito come azienda, questo attacco, realisticamente, per far capire a chi ci ascolta, che cosa è successo a quel punto? Ma è successo che poi io quindi ho visto la chiamata alle 7 di mattina,
mi sono svegliato un attimo e ovviamente avendo anche un po' di esperienza, capendo un attimo che se mi chiamano questi forse è un po' un problema, qualcosa è successo e mi sono attivato, cioè ho cercato un attimo di capire, ma di tu organizzarmi. Ma bloccato praticamente? No, in realtà no, non era bloccato, dico, noi abbiamo perso un dato. Poi non abbiamo perso un dato, l'azienda non ha mai chiuso, ma per risolvere la questione mi ci sono voluti 4-5 mesi. Mamma mia! Ok, senza contare che nel periodo dei primi 15 giorni mi è venuta tachicardia. Ho visto mio figlio un quarto d'ora la mattina. Prima che... Ecco, ma perché questo, non abbiamo perso un dato, e quindi questa è una cosa positiva perché avreste potuto rischiare di perdere anche dati molto importanti. Però probabilmente sono entrati nelle vostre, nei fattacci dell'azienda, nei fatti, non fattacci, dicono i fatti propri, nelle questioni aziendali. In che termini possono aver recato un danno? Il danno è recato... Faccia conto di avere davanti l'imprenditore che diceva vabbè però se non mi hanno portato via niente, poi ecco. Il responsabile, il manager ha sistemato tutto, ci metterà 10 giorni, un mese, 2 mesi, però noi continuiamo a lavorare, le commesse escono, solite cose, lavoro a posto. Sì, voglio dire, a parte che qui nessuno è al sicuro, no, perché non esiste una sicurezza tout-court, che tutti i sistemi sono potenzialmente attaccabili. Da quelli istituzionali che abbiamo visto a quelli... Non vorrei toccare l'argomento, ma perché, però sì, assolutamente, cioè, le aziende, lo vediamo, l'abbiamo visto negli ultimi anni, no? Sì. Però il tema è questo, io faccio questo ragionamento. Allora, noi, su cui ne sto parlando, lavoro ancora per la stessa azienda, quindi non è che sono stato cacciato perché sono stato attaccato. Poverino, e l'ho anche detto, però noi siamo sopravvissuti. Perché? Perché avevamo già delle politiche e una governance su quella che era la gestione dei sistemi informativi. Okay? E tra l'altro volevo fare un piccolo recap, cos'è un sistema informativo? Cioè un sistema informativo è un insieme di strumenti, magari per chi non ha il sistema informativo, l'IT manager, cioè computer, IT server, processi da gestire, tecnologie che si inseriscono, che permettono all'azienda, ormai tutte le aziende, perché ditemi, già solo parliamo dello SDI, quindi tutta la parte della fatturazione eccetera, ditemi, quale azienda non se io adesso avessi un pulsante per spegnere internet, cosa succederebbe? Io credo che saremmo forse anche peggio del periodo pandemico, nell'arco di 3 giorni. Senza che non riusciremo neanche a trovare il mangiare sui supermercati, per dire cos'è un sistema fermativo. Okay, quindi ovviamente è tarato sulla piccola e media e grande azienda. E ma poi anche sul privato professionista. E sul privato, che è un altro tema. L'IT manager quindi cosa fa? Gestisce i sistemi informatici, si occupa di sicurezza informatica, quindi fa in modo di proteggere i dati e i sistemi dell'azienda da minacce come virus e attacchi informatici. Perché? Per farla proprio breve, cioè, io mi immagino un imprenditore che alla mattina arriva sul bel IT manager o l'esterno, un IT manager può essere anche esterno, io dal mio punto di vista non lo farei, però insomma è perché secondo me uno deve vivere l'azienda all'interno. Dopo anch'io ho tantissimi consulenti, certo, comunque. Assolutamente, però uno deve vivere l'azienda e deve sedersi, non dico il tavolo del board, ma comunque deve parlare con l'imprenditore. Io con l'imprenditore mio do del tu. Ok, e quel giorno quando è successo questa cosa l'ho chiamato e ho detto: Carlo, qui abbiamo un problema. Siccome mi conosce, sa come sono, ci sentiamo poco, quando ci sentiamo e gli dico un problema, mi bada, fai quello che serve. Quello che serve è stato dire, ufficio personale, mandiamo a casa praticamente tutti la parte produttiva. Perché io ho spento volutamente il data center. Perché? Perché ci siamo accorti quel weekend, dove comunque io avevo già tutti i miei schierati, tutti i contatti, perché è tutta la governance che avevo fatto prima, non è che adesso cosa faccio? La domenica mattina sono andato, invece di andare a messa, sono andato in azienda e ho cominciato a guardare, a capire con un personale esterno e diciamo lì abbiamo visto, non ci siamo accorti subito dell'attacco, perché questi, allora quando si parla di malware, quindi di software dannoso, ce ne sono di diverse tipologie. Uno di questi si chiama Trojan, okay? Sono, come riportano il nome, il cavallo di Troia di Ulisse. Non ti accorgi che ti è arrivato? È stato il primo hacker forse, che ti mette dentro questa cosa, che entra per una serie di motivi che possono resta lì latente, poi resta più lì, bello. Non è che lui indaga, si ferma, ma sta lì anche settimane. In questo momento ci sono aziende che magari ci stanno anche ascoltando, che sono già bucate e non lo sanno.
Come cioè, anche significa privati entrare cittadini. dentro casa, significa entrare dentro casa nostra azienda, no? Ecco, e quindi adesso non volevo mettere timore, però bisogna preoccuparsi, cioè se non si adeguano, la prima cosa da fare, la prima fondamentale è il backup, perché facevo l'esempio di prima, io team manager vado dall'imprenditore e dico scusami boss, ho un problema, abbiamo un problema, dimmi pure cosa c'è, no. Ma noi facciamo macchinari, vendiamo tutto il mondo, no? Abbiamo una distinta base di componenti di migliaia di pezzi, abbiamo diverse tipologie di macchine, abbiamo un problema, dimmi, forse è il caso è possibile chiamare qualche fornitore che ci dica come avevamo commissionato certi pezzi, ma cosa stai dicendo? Abbiamo qui le distinte basi, come abbiamo qui le distinte basi? I dati non li abbiamo perché abbiamo subito un attacco. Cioè, ecco. Se un imprenditore la mattina si sveglia così, io credo che, non si so dire, no, inventi i sudori freddi, no? Cioè io, se avessi un'azienda, cioè, ma la prima cosa che faccio, ma chi mi ascolta domani, la prima, non so cosa, backup. Cioè, domani deve andare a sentire subito, chiamare a rapporto il fornitore, ma anche se non ha personale interno, dire scusa, mi fai capire una cosa, i miei dati sono al sicuro? La prima domanda di fare, perché dopo l'attacco, la remediation viene dopo, perché se io non sono al sicuro, allora almeno sto fermo un giorno, 2 settimane, eccetera, ma devo avere la garanzia di poter tornare indietro, perché se la garanzia di poter tornare indietro non c'è, io chiudo e vado a fare un'altra cosa. Infatti, interrompiamoci qui. Allora, riflettiamo attentamente a questo e volevo anche affrontare la questione, adesso non so con chi devo essere competente, dopo la pubblicità relativa a quando vengono chiesti dei riscatti, peraltro, perché questa è l'altra questione che ma vale la pena, non vale la pena, pagarli, non pagarli, cosa mi torna indietro, non mi torna indietro, c'è una domanda magari banale o stupida, però sento che tanti si pongono anche questa questione come se fosse questo il problema, in realtà poi sembra che, come diceva lei, non è proprio questo. Tra pochi secondi restate con noi.